Ciao a tutti ragazzi, io sono Sabudda, questo è il mio nick che uso per giocare agli FPS, vabbè non solo, nei giochi online. Il mio nome deriva da una parola sarda che potete tranquillamente intuire guardando che cosa rappresenta il mio emblema o il mio titolo su Modern Warfare, oppure se qualche sardo guarderà questo video magari potrà dirvi che cosa significa. Gioco a tutti in Modern Warfare su PC e a Battlefield sulla PlayStation, anche se momentaneamente perché comunque verso giugno dovrei riuscire a giocare su PC anche per Battlefield. Allora, questo dovrebbe essere il primo video di una serie che vorrei fare di Free for All, infatti si chiama Free for All Life questa serie, perché comunque io amo i Free for All totalmente, praticamente sì, sono la mia modalità preferita. Comunque mi piace perché sono molto dinamici, in qualche modo anche caotici, e mi piace proprio divertirmi nel dover stare attento a ogni angolo, cercare di sviluppare al massimo i riflessi. Volevo scusarmi innanzitutto per il video di scarsa qualità, perché comunque non avendo un PC estremamente potente, ma nella media, comunque il video non è stato registrato con un programma all'altezza e quindi la qualità è bassa e c'è anche un po' di lag. Il lag è dovuto non solo al video registrato contemporaneamente al gioco, ma anche al mio mouse, che comunque non è lag, ma diciamo che fa degli scattini che purtroppo mi danno fastidio molto spesso mentre gioco. Ad esempio, dopo vedrete quando lancerò un Predator, mi capiterà di sballare totalmente la mira perché una volta sparato quello va veloce e il mio mouse non sono riuscito a controllarlo. Questo perché comunque non gioco su una superficie adatta e il mouse non ha un sensore abbastanza sviluppato da poter supportare ogni superficie. Ehm, Ho velocizzato un minimo il video in modo che comunque non duri troppo e non vi annoi e comunque ci sia qualcosa a ogni secondo perché comunque magari potrebbe risultare noioso ogni tanto. La classe che ho usato è l'arma primaria è il TAR 21, che come danno diciamo che è simile allo SCAR, anzi veramente uguale allo SCAR, ha un po' di differenza per quanto riguarda, mi sembra, la precisione e il ratteo. Ovviamente come secondo perk gli ho messo potere d'arresto, perché comunque il danno non è elevatissimo e potere d'arresto può aiutare a usare 2-3 colpi in meno che comunque sono fondamentali. Tra l'altro qua mi hanno ucciso con lanciagranate ed è una cosa che non sopporto. Sì, dicevo, secondaria come arma ho usato il PP2, cioè veramente avevo il PP2000 ma non l'ho usato perché comunque ho sempre ricaricato in tempo e non ho dovuto mai ricorrere alla secondaria. Le granate sono la Semtex e le stordenti, perché comunque le trovo particolarmente utili, le stordenti più che le accecanti, perché comunque rallentano moltissimo il nemico. E tra l'altro qui mi sono autostunnato, proprio con le stordenti, proprio intelligentissimo. E il perk, il secondo che ve l'ho già detto, potere d'arresto, mentre il primo gioco di prestigio, proprio per essere veloce e non dover ricorrere alla seconda arma, che è una cosa che solitamente non amo. E il terzo perk, tra l'altro qua un nervoso incredibile perché mi ha migrato Lost mentre stavo giocando e avevo appena fatto una serie da 4, volevo andare a prendermi gli approvvigionamenti, ma purtroppo ho migrato Lost e ho perso quella, diciamo, concentrazione. Ad esempio qua non mi sono accorto che non avevo ancora scavalcato la ringhiera e quindi ho perso quell'attimo che poi mi ha fatto uccidere da dietro. Dicevo, il terzo perk ninja, perché comunque in tutti i contro tutti può risultare fondamentale in quanto non ti sentono quando arrivi magari alle spalle, quando arrivi di lato, eccetera, eccetera. Eh, allora, come ricompense ho preso l'UAV perché in tutti i contro tutti può servire per magari risicare, per morire una qualche volta di meno e cercare di essere più attento, diciamo, a ciò che succede. E poi come seconda ricompensa ho preso gli approvvigionamenti. Solitamente non uso gli approvvigionamenti. Come seconda ricompensa solitamente ho il Predator. Solo che è come terza il Pavlow. Solo che ho voluto usare gli approvvigionamenti per cercare di risicare qualche kill in più. In modo che comunque avrei sicuramente
cioè, o almeno sicuramente avrei provato a vincere la partita più facilmente. Ho usato gli approvvigionamenti perché magari mi sarebbe comparso qualcosa di utile, come magari un Predator o ad esempio adesso il raid direzionale, che comunque non ho preso nessuno. Perché comunque volevo recuperare quelle kill che perdo per colpa del lag, diciamo. Allora, la partita è andata malino all'inizio, poi comunque mi sono ripreso. Ho cominciato a fare qualche serie più lunga, all'inizio ho fatto un fail. Ecco, questa è la cosa di prima che vi dicevo, il Predator che comunque mi si sballa completamente e vado a prendere le scale, tra l'altro se mi fossi appartato là sarei morto. Poi vabbè, sono andato a cercare il tipo. Dicevo, sì, la partita si è ripresa alla fine. Mi sono divertito a fare qualche drop shot, o autostunnarmi ogni volta. Comunque, qualche drop shot perché comunque mi diverte. Non dovrei aver campionato molto, tranne quando ho lanciato gli approvvigionamenti. Perché comunque volevo avere la certezza di prenderli e non di spawnare totalmente dall'altra parte della mappa. Ho scelto Modern Warfare 2. Tra l'altro. Ci tengo a precisare che, come vedete, non sono i server ufficiali, ma semplicemente perché volevo giocare nei server dedicati, che laggano molto meno di quelli ufficiali. E infatti il gioco è originale, ma i server sono comunque quelli non ufficiali. Ho scelto Modern Warfare 2 perché mi piace moltissimo come gioco e Modern Warfare 3 a volte è ingiocabile. E comunque cercherò di fare gameplay anche su quello non appena sarà possibile. Eh, allora, come mai ho deciso di fare i commentari? Vedendo un po' su YouTube qui e là, mi è piaciuto molto come le persone condividono i propri giochi, il proprio divertimento e questo mi ha ispirato a fare questo anch'io. Bene, la partita sta per finire, qua prendo una torretta, la piazzo inutilmente, qui uccido l'ultimo. Se volete lasciarmi qualche consiglio per il prossimo video, magari la classe da usare, la mappa, sarà ben accetto. Grazie, ciao.